Ogni volta che si scopre qual è il male d'Italia, se la prendono con i medici piuttosto che con le medicine, invece che prendersele con chi produce questa malattia. Il finanziamento illecito ai partiti è uno strumento, è un modo di corrompere la politica italiana, perché mi devi spiegare per quale ragione uno dovrebbe finanziare un partito addirittura illecitamente, addirittura in nero, addirittura di nascosto, se non perché ne deve avere un'altra utilità. È un Pietro, modo mi scusi, per moderno di fare corruzione. Se non ci fosse quel reato, non ci fosse stato quel reato, Mani Pulite non ci sarebbe stato. Qualche migliaia di persone sarebbero stati contenti. Allora, ma io credo che la Prima Repubblica è una delle cause principali dell'Italia che non funziona, è il grande debito pubblico, e il grande debito pubblico è dovuto al fatto che chi doveva controllare non ha controllato. Di Pietro, stiamo parlando di un emendamento che praticamente depenalizza, cioè anziché prevedere una pena che sta tra insomma, entro quanti anni erano previsti per 5 anni.